A fa la micola ne impret heel fort, un devier che io mostrando, e poi a fuori de fa la furnua pre all'altra, impreta fa la boa. Posto. Noi tutto l'anno lavoriamo, trasformiamo i nostri ingredienti. Semino l'ubiolo, il formaggio, in champagne e poi la vezzaviena, macina in gran. La micola è un pane composto da farina di frumento e segale, impastato con acqua e farina, acqua e sale, e poi ci mettiamo dentro gli ingredienti chiave che sono le castagne, sono l'uvetta e sono i fichi e ogni tanto qualche noce. E poi girarla volte più volte, cercare di rendere l'impasto omogeneo con tutti gli ingredienti. Ci sono degli antichi scritti, ci sono degli antichi affreschi medievali addirittura nei castelli. E prima, agli albori, diciamo, era un pane semplice, povero, e col tempo le famiglie dei villaggi cominciavano a arricchirlo con noci, frutta secca. La micola è un pan che si fa a salende e è un po' come un panettone dentro che è. Sicuramente è importante la produzione dei prodotti per produrre la micola sul territorio dal punto di vista culturale, tradizionale. Soprattutto nella nostra comunità che si sta andando perdendo. Ecco. Infatti la nostra associazione è proprio nata così, è andata a rivalorizzare quei terreni che erano incolti e che le persone, i nostri coetanei ce li hanno donati e li abbiamo rimessi a cultura e li abbiamo riportati a nuova vita. Così si riscoprono le tradizioni e si mantengono. Praticamente se suona fa un rumore sordo, quindi non suona, non è ancora cotta, mentre se suona è cotta. La gente incomincia a conoscere sempre di più la micola e quindi le soddisfazioni sono grandi per noi. Quindi il nostro obiettivo è quello di far conoscere la micola in Valle d'Aosta e anche fuori dalla Valle d'Aosta. La giornata di oggi è la dimostrazione che comunque ci stiamo riuscendo. Che poi dietro a fare il pane ci sono tante cose, c'è il paese, c'è una comunità, c'è un territorio, e è tutto un insieme. Ecco.